Nella sala i protagonisti del progetto Abbi cura di me, emozionati ed orgogliosi per aver portato avanti questo importante percorso. Una serata che ha rappresentato la testimonianza concreta di come una comunità possa crescere quando mette al centro le persone, le relazioni, la memoria condivisa e il dialogo tra generazioni. Attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto, gli anziani sono stati protagonisti di un progetto che ha saputo valorizzare il loro patrimonio di esperienze, conoscenza e valori. Voluto fortemente dal comune di Giovere del Montello, Abicura di Me è nato all'interno di un percorso che l'amministrazione ha avviato sul tema dell'invecchiamento attivo già nel 2019 e che ha coinvolto istituzioni, associazioni, servizi e cittadini. È stato un percorso che ha messo al centro la persona nella sua interezza, valorizzandone le esperienze, la memoria, le relazioni e il bisogno di continuare a sentirsi parte attiva della comunità, ha spiegato il sindaco Andrea Maccari. Uno degli aspetti che mi ha colpito è stato proprio l'incontro tra generazioni diverse, vedere anziani, giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi e persone con disabilità condividere gli stessi spazi, le stesse attività e le stesse emozioni è stata la dimostrazione concreta che una comunità cresce davvero quando nessuno resta ai margini. Presente anche l'assessore regionale e sociale Paola Roma. Essere sul territorio e vedere progetti che nascono e mettono insieme i giovani e gli anziani in un invecchiamento attivo sono gli esempi che mi servono per modificare la legge regionale. Perché la dottoressa Borlini lo diceva prima, ha parlato dello sport e lo sport deve essere pienamente integrato anche in base alla previsione costituzionale, quindi tutte le società sportive adesso avranno l'obbligo di fare delle attività con le associazioni legate agli anziani, con i giovani, con le persone con disabilità, altrimenti non potranno prendere il contributo e questo l'abbiamo deciso assieme a tutte le regioni. A guidare il progetto la sociologa e educatrice Maurizia Bordin, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso di riscoperta delle proprie radici, delle proprie esperienze di vita, del loro significato all'interno della comunità.